testo numero 215, 16, scusate. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Peggiorò da te, ora invece son tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Berrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore la salvezza, non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Benvenuti allora a questa celebrazione. 1° di ottobre inizia il mese dedicato alle missioni e c'è questo invito, questa riflessione. Oggi in tutte le parrocchie della collaborazione pastorale, qui di Gemona, Campolessi, Ospedaletto, Montenars, dedichiamo le celebrazioni eucaristiche al pane missionario. A fine messa troverete all'uscita della chiesa un banchetto con il pane, segno di unità in Cristo per tutti i popoli, per il quale potete ricevere, lasciando anche un'offerta. Con questi francescani della custodia di Terra Santa in Siria, che sono rimasti accanto alla popolazione siriana sin dall'inizio del conflitto del 2011 e poi per la ricostruzione dopo il terremoto di quest'anno. La loro attenzione va soprattutto ai bisogni dei bambini e ora continuano la loro missione senza sosta, pulita, potabile, servizi igienici, assistenza sanitaria, cibo, medicine e per restituire una casa a chi non ce l'ha più. Predisponiamo ora il cuore alla celebrazione eucaristica e all'impegno missionario in questo mese di ottobre. Nel nome del Padre, del Figlio. Di voi, miei fratelli e sorelle, oggi abbiamo l'opportunità di confrontarci con ciò che Dio vuole vedere nella nostra vita. E che cos'è? L'obbedienza, la nostra obbedienza di figli che vogliono e cercano tutti i modi per compiere il bene. Obbedire a Dio Padre come Gesù ha obbedito, Lui che diceva mio cibo e fare la volontà del Padre. Signore, ci aiuti a riconoscere
questa volontà di Dio per poterla compiere con generosità e fedeltà. Per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre la pensa e il suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore, cielo, Padre onnipotente, Signore Dio, agnello, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo, Santo, Signore, tu solo, Altissimo Gesù Cristo, preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno, per il nostro tuo Figlio, che è nello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte nella sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Grazie. Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da te sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati della tua misericordia. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua vita. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
dalla lettera di Paolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà per gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo diventando simili. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io ed esse mi sono. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva 2 figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo: sì, ma non vi andò. Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. Pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, secondo le indicazioni di Matteo, Gesù si trova a Gerusalemme è circondato dai grandi. Sinedrio. Sinedrio era il Consiglio Supremo di Israele, era formato dai sommi sacerdoti
dagli anziani del popolo e dai dottori della legge. Questa gente, i migliori della società, i privilegiati della loro presunzione, avevano rinnegato Gesù, il maestro di Nazareth, perché annunciava un Dio differente da quello che avevano loro. Per mettere Gesù alla prova, questa gente gli fanno una domanda: con quale autorità tu insegni e compi prodigi? Vi dirò, dice Gesù, con quale autorità faccio queste cose, ma prima voi rispondete mia. O viene dagli uomini? La domanda è sorprendente. Se avessero risposto che il battesimo di Giovanni viene dal cielo, Gesù avrebbe detto: ma perché allora non gli avete creduto? Se avessero detto veniva dagli uomini, la gente si sarebbe rivoltata e li avrebbe condannati perché Giovanni era considerato un grande profeta in Israele. E allora, imbarazzati nella risposta, dicono che non sanno questi maestri. E Gesù: se è così, neppure io vi dico con quale autorità faccio quello che sto facendo. A questo punto Gesù, sono tre, guardano l'infedeltà di Israele nei confronti di Dio, che ha mandato numerosi profeti con un messaggio di salvezza e non sono stati accolti. Nella parabola che abbiamo sentito di Gesù c'è un primo figlio invitato dal padre a lavorare nella sua vigna. Questo figlio è Israele, è lui il prediletto, obbediente alla legge di Mosè, però impedito del suo orgoglio di riconoscere il Messia Gesù, finisce col disobbedire alla volontà del Padre. Secondo figlio, che al principio si rifiuta di obbedire, ma poi si pente e fa quanto il Padre gli aveva chiesto, rappresenta colui e i pubblicani, i pubblici peccatori, le prostitute. Ma poi questi si convertono perché accolgono l'invito di Giovanni. Al Sinedrio, che ascolta le parole di Gesù, Gesù dice questa espressione che li fa tremare: questi ultimi che voi condannate, gli esclusi, questi vi precederanno nel regno di Dio. Questa parola, miei fratelli, sorelle, parola di Gesù, ipotizza due situazioni che ricorrono frequentemente anche nella nostra vita. Questo primo figlio che dice di non volere obbedire al padre dice di sì, che andrà a lavorare poi non fa quello che ha promesso, di chi è disobbediente, di chi non conosce il gusto di obbedire al Padre. Gesù nel discorso della montagna è severo con questa gente che crede di ingannare Dio, che pensa
invece è chiaro, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, non chi finge di pregare come si deve entrerà nel regno di Dio, chi realmente la sua volontà, chi obbedisce e non chi dice solo di sì con la bocca. È questo che è importante. La misura della nostra obbedienza qual è? La nostra sincerità. C'è un secondo figlio che dice che non vuole andare a lavorare, è un po' impertinente con il padre, ma poi ci pensa e vede opportuno fare quello che il padre gli aveva chiesto. Anche questo accade spesso con noi. Però la pazienza di Dio è grande, è questa pazienza che conosce le nostre pigrizie e i nostri ritardi spirituali, ci lascia tutto il tempo per rivederci e per pensare a rimediare. Gesù aggiunge e ci assicura che alla presunzione di Israele, il figlio disobbediente, e per il comportamento dei genitori, perché questi hanno creduto e si sono convertiti alle parole di Giovanni. Per questo alla fine avverrà qualcosa di sorprendente. Che cosa? I pubblicani e le prostitute vi precederanno, miei fratelli, anche noi disobbedienti, ci precederanno nel regno di Dio. Fra tutti i figli di Dio c'è stato uno solo che sempre ha obbedito al Padre, Gesù. Come abbiamo sentito dalla lettera ai Filippesi, Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Gesù ha vissuto tutta la sua vita in piena obbedienza alla volontà del Padre, al punto che poteva dire: io faccio sempre quanto piace a Lui. E anche nell'ora drammatica della sua agonia, mentre Gesù chiede al Padre di liberarlo da quel calice imbevibile per la sua amarezza, Gesù aggiunge: Padre, non la mia volontà, la tua volontà sia fatta. E nella pienezza di questa obbedienza Gesù incontra la sua glorificazione. Come ci dice Paolo, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Gesù è il Signore. Verso questo Gesù, l'unigenito del Padre, ci invita a guardare. E Paolo, abbiamo sentito nella lettera, ci dice con queste parole, ci invita a fare questo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Questi sentimenti ci permetteranno di essere anche noi più obbedienti di quanto lo siamo abitualmente, per meritare la benevolenza del Padre che ci vuole comunque
facciamo la professione di fede in un solo Padre dei visibili ai invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorati, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo. Fratelli e sorelle, invochiamo la grazia del Signore perché ci dia il dono di sapere agire sempre nella sua volontà, fonte di pace e di salvezza per noi. Preghiamo insieme, diciamo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per la Chiesa sia carenza per ogni uomo e donna. Dona La la sapienza sapienza del del cuore. cuore. Per i direttori spirituali e i confessori ricevano sempre luce e saggezza nel guidare alla verità interiore quanti desiderano da loro un accompagnamento e un ascolto sincero. Preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per il nostro Paese, l'Italia, che si accinge a celebrare la festa del suo patrono, San Francesco d'Assisi. Ognuno si impegna a far fiorire le virtù di fede, di civiltà, di pace, di rispetto e cura del creato. Preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per quanti vivono nella noia, nella mancanza di prospettive per il futuro, possano trovare accanto a sé persone entusiaste e gioiose che li spronino al bene e a un rinnovato futuro. Preghiamo. Donaci, o Signore, sapienza del cuore. Per noi orientando i suoi ideali e l'agire della comunità a favore del bene di tutti. Preghiamo. Donaci, o Signore, la tua. Per i laici impegnati nell'attività missionaria, attraverso la loro testimonianza nella vita professionale, familiare ed ecclesiale, siano autentici protagonisti nell'evangelizzazione del mondo. Preghiamo. Donaci, o Signore, la sapienza del tuo. O Dio, che sempre custodisce e guidi la nostra vita attraverso l'azione dello Spirito, apri i nostri cuori alla luce della tua sapienza, perché possiamo essere sempre obbedienti al Padre. Per Cristo nostro Signore.
pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ti accoglici, oh Signore, ti sia gradito che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, lo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e
disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, del giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Fratelli e sorelle, dati nella speranza. Misericordia, ricordati di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, sia santo il tuo regno, sia volontà, come in cielo così. E rimetti a noi i nostri debiti, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace. Tu che sei con il pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio.
Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 108. Credo in te, Signore, credo in te, grande qua giù il mister, ma credo in te. Luce soave, gioia per in te, Signore, credo in te. Spero in te, Signore, spero in te. Debole ma spero in te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Amo te, Signore, amo te. Amo te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Resta con me, Signore, resta con me, pane che dai vigore, resta con me. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua diventi con Lui, gloria e gloria. Avvisi. Ottobre, che iniziamo oggi, è il meglio per eccellenza per aiutare i missionari sparsi nel mondo. Questa domenica verrà distribuito il pane missionario in tutte le chiese e parrocchie della collaborazione pastorale di Gemona, Ardegna e Osopo. In molte parti del territorio delle varie chiese, come indicato nella bacheca fuori della chiesa. Giorno 6 ottobre, primo venerdì del mese, come al solito, ci sarà la consueta adorazione eucaristica dalle 9 alle 12. Il mese di ottobre vede anche la solennità di Francesco, mercoledì prossimo, della morte di Francesco. Il 4 ottobre si celebreranno le messe secondo l'orario feriale alle 8 e alle 9. La solenne liturgia sarà quella delle ore 8. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace col Signore. A tutti una buona domenica. Il numero 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo Dio venuto sulla terra, sei madre di un uomo